Siamo qua con Giacomo Farina che ci racconta qualcosa sui concerti. Ciao, no? 10 anni fa più o meno si è sciolto il gruppo, ma io anziché dire che si è sciolto dico che ci siamo moltiplicati, perché vabbè, io continuo ancora a suonare a parte il mio lavoro di produttore teatrale, ma non mi va di parlare proprio di questo, mi va di parlare anche degli altri perché per esempio Faisal insieme al nostro bassista Vincenzo Gagni ha messo su un gruppo che si chiama Dunia, che vi raccomando di andare a cercare nella rete perché è veramente affascinante. Lui canta, Vincenzo ha cambiato strumento, non sono più il basso ma la chitarra, e hanno già fatto 2 dischi e devo dire che sono sempre in giro per i concerti, quindi vi raccomando di cercarli perché sono dei concerti veramente affascinanti. Nello invece, che è l'autore di tutte le nostre canzoni, è chitarrista, ha fatto su un progetto che si chiama Nemas, che prende il nome, è un acronimo che viene dal suo nome e cognome, Nello Mastroeni, e ha già fatto un disco mini CD rivolgendosi all'area africana e cambiando completamente rispetto a quello che erano le prime e anche gli ultimi dischi di concerto, che erano più sensibili all'area mediterranea e quindi all'area araba. Pippo Barile, il nostro splendido cantante, sensuale cantante, canta ancora soprattutto in Sicilia, quasi essenzialmente in Sicilia, ed è alla fine come se fosse un cantautore, canta ancora le nostre canzoni e anche alcune nuove in dialetto siciliano, alcune volte anche da solo, altre volte in trio o in quintetto, ma fondamentalmente è un chansonniere che è ancora in attività. Per quanto riguarda me, invece, io ho ripreso da un paio di anni a suonare con un gruppo che si chiama Asteriscos e che vi consiglio di andare a cercare in rete perché siamo presenti. È un gruppo di musica popolare ma con scrittura moderna e con arrangiamenti anche abbastanza colti. E sono in ottima compagnia perché sono tutti con professionisti, dove forse il meno tecnico sono io, mentre loro sono dei musicisti professionisti, Giancarlo Parisi, Tamino Lazzaro e Francesco Bucciurro. Si chiama Asteriscos. Giacomo, voi avete fatto una bella ricerca sulla lingua siciliana e sull'uso della lingua nelle vostre canzoni. Come si è evoluta questa cosa negli ultimi anni, secondo te, nel panorama musicale siciliano? Una cosa che avete iniziato voi praticamente. Sì, una cosa, ci siamo anche, come tutte le navi rompigliaccio, ci siamo rotti la testa, ovviamente, ma questo qui è il destino di chi fa da apripista. No, devo dire che l'energia è stata anche abbastanza ben colta, poi devo dire che ci sono anche stati dei gruppi più fortunati e probabilmente anche più in gamba di noi, perché per esempio Agricantus che hanno fatto numericamente più successo di noi. Loro hanno anche probabilmente europeizzato il progetto, perché la cantante era una cantante svizzera che è una nazione con un coacervo di dialetti, di idiomi, un po' come Estedana. Esattamente, superiore a quella siciliana. Invece dal punto di vista, devo dire, delle nuove generazioni ho l'impressione che questo aspetto magari un po' più colto, anche un po' critico, non è stato colto, perché io vedo che sono soltanto le canzoni, quelle più pop, Mocatta, Dumas, che sono rimaste nell'immaginario collettivo, soprattutto delle nuove generazioni, ma altre canzoni che noi consideravamo manifesto, dove si cantava in arabo, in dialetto, dove le contaminazioni anche ritmiche e melodiche erano più profonde fra le varie culture musicali, quelle del nord d'Africa con quelle del sud Europa, quelle invece non sono state prese in considerazione. E devo dire che poi alla fine, mi dispiace dirlo, i produttori discografici italiani, che sono miopi, nel senso che non vedono a un panno dal loro naso, ci dicevano e ci imploravano di continuare verso una direzione più pop, più una musica leggera. Per noi ovviamente non era nella nostra intenzione, e loro probabilmente avevano ragione, perché alla fine il pubblico
va verso quella direzione, chissà, forse anche portato per mano da loro stessi. Per cui spero che nelle nuove generazioni possano continuare l'iniziale progetto nostro. Va bene Giacomo, grazie. Ciao, buona serata.